Teatri e spettacoli al chiuso con capienza all'80% secondo la decisione del Comitato Tecnico Scientifico, ma per il governatore Zaia non basta 100% come nelle scuole. I gestori delle strutture, così non resisteremo a lungo. Un altro infortunio mortale in Veneto a Loreggia, 52enne in bianchino di Campo San Piero cade da un'impalcatura da 5 metri mentre stava lavorando in un'azienda. Nulla da fare. Tragedia a Montegrotto Terme, 69enne travolta e uccisa da un'auto che invade il marciapiede, alla guida un giovane che smontava dal turno di notte, probabile un colpo di sonno. 6 scosse di terremoto in meno di 4 ore stanotte, l'Alta Marca ha tremato, epicentro tra Miana e Segusino, sisma avvertito fino a Belluno, molti i residenti in strada. Cita il delitto Maso in una canzone il rapper Fedez, denunciato per diffamazione dal 50enne veronese che ha scontato 30 anni per aver ucciso i genitori. Dopo 17 anni i genitori di Matteo Vanzani, il lagunare morto in Iraq in missione di pace, sono ancora in attesa del trattamento di fine servizio che spetterebbe al figlio. Largo Paolo Rossi 9, cerimonia di intitolazione dell'area davanti allo stadio Menti di Vicenza. La moglie è qui che diventò Pablito andando in nazionale, ne sarebbe orgoglioso. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali sport, cultura e spettacoli. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera ad aumentare le capienze di stadi, cinema e teatri, ma per il governatore Zaia non basta, bisogna tornare al 100% come nelle scuole. Sentiamo. Sport e spettacoli, dal CTS via libera all'aumento della capienza. Per gli stadi l'asticella si alza al 75%, 50% nei palazzetti al chiuso. Per cinema, teatri e sale da concerto si sale all'80%, capienza massima solo per gli eventi all'aperto. Tutti gli spettatori dovranno essere muniti di Green Pass e mascherina, sia negli eventi culturali che in quelli sportivi. Salta quindi la norma del posto vuoto accanto a chi non è convivente. Una decisione, quella del CTS, che per la prima volta vede il presidente della Regione Veneto prendere le distanze dai colleghi. Se infatti il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, parla di decisione equilibrata che recepisce la proposta della Conferenza delle Regioni e che ridà ossigeno al mondo dello spettacolo e della cultura, coniugando le esigenze della ripresa con le regole basilari della prevenzione, Zaia si spinge oltre, caldeggiando la riapertura per cinema e teatri al 100%. Penso che se mandiamo i ragazzi a scuola al 100% di capienza e stanno lì 5-6 ore in aula, non capisco per quale motivo poi ci siano delle attività che debbono avere coefficienti di riempimento minori. La verità è che bisogna rispettare le regole. Vi do solo un dato: i nostri medici in prima linea, terapie intensive, malattie infettive, pneumologie, si sono infettati e si infettano di meno dei cittadini perché usano la mascherina. Questa è la vera sfida. Rigoroso rispetto delle regole, ma capienza massima secondo Zaia, che guarda anche ad altri paesi europei. Fare con la prevenzione l'utilizzo della mascherina come accade all'estero nei teatri, ma dare la capienza totale. E la riapertura con capienza all'80% è un primo segnale positivo per i gestori dei teatri del Veneto, ma per continuare l'attività, dicono sia dal Teatro Stabile che dai teatri privati, serve la capienza al 100% da gennaio. Certamente il fatto che si possa arrivare all'80% e quindi togliendo anche quel metro di distanziamento che per le nostre sale significa moltissimo, è un passo in avanti. Non risolve ancora del tutto il problema. Al Teatro Stabile del Veneto 4 strutture, 2.265 posti di capienza massima e 600 lavoratori. Si guarda la decisione del CTS come un primo passo avanti, ma certo non sufficiente a garantire la sopravvivenza del sistema, che così può reggere al massimo sino a fine anno. Ci aspettiamo che da inizio 2022 diventi il 100%, perché se dovessimo andare avanti anche nel 2022 con una limitazione dell'80%, credo che inizieremo veramente ad avere problemi. Non è soltanto andare in recita, significa che se non ritorniamo ad avere le stesse entrate prima del pre-Covid, non riusciamo più a fare il nostro mestiere, che è la produzione di spettacoli.
Ancor più seria è la situazione dei teatri privati che non hanno la possibilità di accedere a fondi pubblici e sono fermi da febbraio 2020. Se hanno difficoltà loro a reggere, noi ancora di più. È un appello che stiamo facendo da mesi, assieme anche ad ATI, per l'associazione di categoria dei teatri privati. Qui non possiamo più andare avanti, abbiamo veramente bisogno di una mano, perché diversamente tutta questa impresa culturale privata rischia di affossarsi e di affondare e non possiamo permettercelo. Il mondo dello sport, con gli stadi con capienza al 75%, per i palazzetti dello sport si passerebbe dal 35 al 50, una boccata d'ossigeno, dicono da Treviso Basket e Imoco Volley. Ora l'importante è che il pubblico ritorni. Lo scorso anno, a fine ottobre, i palazzetti dello sport erano stati nuovamente chiusi, a stagione avviata e pur con tutte le cautele del caso. Un anno dopo il CTS dà il via libera a un nuovo importante passo verso la normalità, l'aumento della capienza dal 35 al 50%. Una novità accolta con soddisfazione dalla DeLonghi Basket e dal suo presidente Paolo Vazzoler. Ogni cambiamento che concede uno spazio in più è un cambiamento verso la normalità che ci auspichiamo tutti, per cui è già da prendere in maniera positiva e credo che soprattutto serva a tranquillizzare la gente, confermando che arrivare al palazzo è un'operazione sicura, veloce, a bassissimo rischio, per cui spero che soprattutto la gente, ora che c'è più spazio per entrare, torni a avere la voglia e la tranquillità di venire al palazzo. Positiva ma più tiepida l'accoglienza dell'aumento della capienza al 50% da parte dell'Imoco Volley. Ci aspettiamo onestamente qualcosa di più, perché visto anche un po' come sta andando l'andamento pandemico, una delle ipotesi che si era ventilata era il 75% e quindi crediamo che si possa arrivare in uno step breve al 75%. Che la strada sia già segnata in questa direzione lo pensa anche Vazzoler. Se tanto mi dà tanto è capace che tra un mese possano rivedere tutto e darci ancora più spazio. Quindi è il percorso che auspicavamo tutti. Per ora bisogna però fare i conti con la capienza a metà, che per le società in termini economici rimane comunque una grossa difficoltà. In prima battuta sul botteghino, quindi su biglietti e su abbonamenti, ma in seconda battuta anche su tutti i nostri sponsor, perché molti dei nostri contratti sono legati a un discorso di abbonamenti per gli sponsor, quindi risulta veramente importante questa prima riapertura, nella speranza che a breve si arrivi almeno a un 75%. E si parla di capienza anche per i mezzi di trasporto. Vediamo come sta andando con l'assessore regionale di comparto, Elisa De Berti. A poco più di 2 settimane dall'inizio dell'anno scolastico, l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti fa il punto sull'andamento della situazione. Tenete presente che su 25-27 mila corse che ci sono in tutto il Veneto quotidianamente, a parte qualche criticità che si manifesta a causa magari di incomprensioni tra le aziende di trasporto e i dirigenti scolastici o uscite anticipate degli studenti perché l'orario non è ancora definitivo, complessivamente mi sento di dare un giudizio positivo, insomma. La Regione, tra l'altro, come era stato preannunciato, accoglie anche le varie richieste e segnalazioni da parte di chi sui mezzi di trasporto sale ogni giorno e quindi tocca con mano eventuali criticità. Mano a mano che arrivano le segnalazioni di genitori e studenti che segnalano criticità, prontamente noi li giriamo alle aziende di trasporto. So che le aziende di trasporto stanno anche intervenendo, quindi insomma siamo riusciti a far fronte in maniera egregia alla riapertura delle scuole a febbraio con il 50% della capienza. L'80% della capienza sicuramente aiuta di più, perché comunque il numero degli autobus necessari è inferiore. Dobbiamo però tenere presente che l'80% della capienza è un autobus pieno, questo non ce lo possiamo negare. Se tutto dovesse proseguire in questo modo, spiega De Berti, non saranno necessari ulteriori cambiamenti. Andiamo avanti così, in questo modo, così come stiamo andando. Il coordinamento rimane comunque in capo alla prefettura, perché vi ricordo che col DPCM del 3 dicembre dell'anno scorso è stato tolto il coordinamento alle regioni, però noi collaboriamo in maniera fattiva con i prefetti e andiamo avanti. Non credo che la capienza verrà toccata, rimarrà sicuramente, salvo peggioramenti della situazione che mi auguro non ci saranno, fino alla fine dell'anno scolastico. Quello che adesso è l'obiettivo è mantenere la didattica in presenza per tutti gli studenti.
Ed ancora cronaca, purtroppo dobbiamo registrare un altro incidente mortale nella nostra regione, accaduto nel pomeriggio a Loreggia, vittima un 52enne. È precipitato da 5 metri d'altezza mentre stava eseguendo lavori di tinteggiatura alla ditta Lavor Metal di Loreggia. Non c'è stato nulla da fare per Valeriano Bottero, 52enne di Campo San Piero, morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. L'ennesimo infortunio mortale è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 15:30. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, titolare di una ditta di tinteggiatura a Loreggia, si trovava sopra un'impalcatura a 5 metri d'altezza e stava lavorando una facciata dell'azienda quando all'improvviso è precipitato al suolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e lo Spisal di Campo San Piero, che sta cercando di ricostruire cosa abbia provocato la caduta e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Immediato anche l'intervento dei medici del 118, arrivati in pochi minuti in via Maestro Antonio Ceccona Loreggia, dove ha sede la Lavor Metal, ditta specializzata nella lavorazione dei metalli. Dopo numerosi tentativi di rianimazione, il 52enne purtroppo è deceduto per i traumi riportati. E un'altra tragedia si è verificata questa mattina nel padovano a Montegrotto Terme. Una donna di 69 anni è stata travolta ed uccisa da un'auto condotta da un giovane che smontava dal turno di notte. Centrata in pieno da un'auto mentre stava facendo una passeggiata, pochi metri ancora e sarebbe stata a casa. Dramma questa mattina a Montegrotto Terme, dove una 69enne è stata travolta e uccisa. L'autista alla guida di una Lancia Y è uscito di strada e ha investito una donna mentre era a piedi sul marciapiede. La vittima era Imonda Veronese. L'incidente è avvenuto in via Caposeda, proprio davanti alla sede della Croce Rossa. La donna è stata sbalzata lontano ed è finita contro un'auto parcheggiata all'interno del cortile, dove sono posteggiate anche le ambulanze. Alla guida dell'auto che l'ha investita un 24enne dipendente di un supermercato che aveva appena finito il turno di notte. Il giovane di Torreglia stava tornando a casa, forse a causa di un colpo di sonno ha sbandato ed è uscito di strada finendo sul marciapiede. La sua auto, dopo aver centrato la 69enne, è stata fermata da un albero. Un destino tragico quello di Raimonda Veronese. Se fosse stata appena 5 metri più avanti, protetta proprio da quell'albero, sarebbe ancora viva. Sul posto i carabinieri che hanno sottoposto il 24enne all'alcol test, risultato poi negativo. Il ragazzo è stato comunque arrestato per omicidio stradale, ma essendo incensurato è stato rimesso in libertà. Per la 69enne non c'è stato invece nulla da fare. L'impatto è stato talmente violento e nemmeno i soccorsi istantanei dei volontari della Croce Rossa sono riusciti a rianimarla. Paura nella notte tra le province di Treviso e Belluno per una serie di scosse di terremoto precedute da un forte boato, epicentro a Miane, nessun danno a persone o cose ma tanti interrogativi. La regione intanto alza la soglia d'attenzione. La prima scossa è stata preceduta da un boato alle 2:45, la seconda pochi istanti dopo alle 2:46. Migliaia le persone tirate giù dal letto da Fara di Soligo a Querovas, da Conegliano a Borgo Valbelluna. Tanti scendono anche in strada. È piena notte quando la rete sismometrica del Veneto segna rispettivamente 3.7 e 3.5 della scala Richter. L'epicentro a Miane, a cavallo tra le province di Treviso e Belluno, a una profondità di circa 10 km. Seguono 4 repliche, la più forte di 2.6 Richter alle 3:32, ma lo sciame sismico interrompe la sua sequenza solo alle 6:26. Una notte agitata, nessun danno a persone o cose, tanta la paura e gli interrogativi. C'è apprensione perché comunque stiamo parlando di una zona che è altamente sismica. È una zona che comunque nel 1650 ebbe un grande terremoto, una zona che comunque è sempre sotto osservazione perché c'è una faglia importante e quindi aver avuto 2 scosse da 3-4 di scala di magnitudo a distanza di un minuto una dall'altra questa notte, insomma, è stata percepita, non ci sono stati danni, però insomma, va controllata, va osservata, va accompagnata. Subito è scattata l'allerta della Protezione Civile del Veneto con il Centro di Ricerche Sismologiche dell'Istituto Oceanografico di Trieste, che in giornata ha installato nuovi strumenti di rilevazione nella zona interessata, come si vede anche dalle immagini. Presente l'assessore Botaccin. Adesso viene installata proprio in fase di installazione una rete di monitoraggio aggiuntiva rispetto a quella esistente, quindi
a rete mobile nei comuni di Quero e nei comuni di Miane, appunto per verificare anche eventuali situazioni di microsismi. Negli ultimi mesi la zona è stata interessata da terremoti di minore entità localizzati più a sud verso Pieve di Soligo. Scosse analoghe si ricordano nel 2011 e nel 2015, un fenomeno che sarà oggetto di uno studio in partenza proprio con l'OGS di Trieste e che riguarderà l'intera regione. Adesso sta partendo un progetto che non ha uguali al mondo di monitoraggio sismico con 300 sensori in tutto il Veneto e che consentirà di studiare anche eventuali fenomeni premonitori. Oggi come oggi non è possibile prevedere i terremoti, ma magari con questi studi approfonditi fatti dall'OGS, che è in convenzione con la regione, magari un domani chissà. E tanta la paura tra i residenti, ci siamo svegliati con un forte boato, raccontano. Intanto il comune lancia un appello: prendete visione del piano di protezione civile. Più che la scossa, secondo me il rumore, il ruggito, ecco, un ruggito proprio, però insomma da brividi. Prima il boato o dopo la scossa? E alle 4, 3 e mezza, 4 un'altra ma più piccola. Ho sentito come un boato forte che sembrava come una ventata di vento. Pensavo che fosse la vetrata e i vetri che avesse battuto la finestra e così è. A inquietare più della scossa è il boato che l'ha preceduta, un rumore potente che ha rotto il silenzio della notte. Stavo dormendo normalmente e ho sentito una scossa che mi sono ribaltato dal letto e ho svegliato mia madre e mie sorelle e sono uscito fuori di casa. Io stavo dormendo e mi sono svegliata di colpo perché ho sentito questo boato, diciamo così. Ho detto, oh mamma mia, il terremoto. Mia moglie è uscita, io sono rimasto in casa sulla finestra. Avete avuto paura? Beh, non è stata un'esperienza bellissima, senz'altro. Scosse che hanno messo subito in moto la macchina comunale di protezione civile, come racconta Angela Colmellere, oggi deputata e assessore comunale, per anni sindaco di Miane. Mi sono alzata dal letto, ho cercato di capire se anche il resto della popolazione era sveglio e quindi di fatto ci siamo subito attivati e io sinceramente mi sono vestita con la tuta in modo tale da essere pronta per capire come muoverci. L'allarme dei primi minuti rientra, ma resta un forte appello alla popolazione, quello di leggersi il piano di protezione civile. Io invito tutti a visionare questo piano, che è presente anche nel sito del comune di Miane e che sicuramente va letto. Comune di Miane che negli anni ha investito nell'edilizia antisismica, soprattutto nelle scuole, ma il tema è noto anche tra i cittadini. Siamo su una zona altamente sismica e quindi l'unica cosa è, per quanto riguarda il campo edile, bisogna che il mio campo è quello di fare delle case più sicure. Restano le sensazioni di una notte agitata e la speranza ovvia di non viverne altre. Un po' di preoccupazione, chiaramente poi non è che ci siamo riaddormentati subito, però va bene, è andata così. Una bella paura, speriamo che non succederà mai. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il TG del Veneto. Il rapper Fedez è indagato a Roma per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che ha scontato una pena di oltre 30 anni di carcere per aver ucciso nel 1991 i suoi genitori. L'iscrizione è legata ad una denuncia presentata nei mesi scorsi dall'avvocato Alessio Pomponi, difensore di Maso, in relazione al testo della canzone No Game Freestyle, pubblicata nel giugno scorso da Fedez, dove si fa riferimento alla vicenda processuale di Maso. Nel brano l'artista cita Maso, tornato libero nel 2015. È richiamata in maniera esplicita la drammatica vicenda
personale e processuale che mi ha visto coinvolto, scrive Maso nella denuncia, è che a distanza di anni e di un faticoso e doloroso percorso personale sono riuscito a superare. Per il denunciante le espressioni utilizzate, riferite e riferibili in maniera chiara, diretta ed esplicita al sottoscritto, appaiono oggettivamente diffamatorie e non possono essere certamente ricondotte all'uso di immagini forti appartenenti al genere musicale o alla cifra artistica degli autori, ovvero a vicende personali assimilabili. Così appunto Pietro Maso. Dopo 17 anni un'altra vicenda davvero dolorosa, questa: i genitori di Matteo Vanzan, il lagunare morto in Iraq in missione di pace, sono ancora in attesa del trattamento di fine servizio che spetterebbe al figlio. Sentiamo. Le istituzioni sono così in Italia, bisogna combattere per avere i propri diritti. Enzo Vanzan, dopo 17 lunghi anni, combatte ancora. Suo figlio Matteo, invece, primo caporalmaggiore del reggimento Lagunari Serenissima, ha smesso di lottare il 17 maggio 2004 a Nassiriya. Dal conflitto in missione di pace, dove il figlio ad appena 23 anni è deceduto in una sparatoria contro le milizie sciite, la battaglia continua. Sono il padre e la madre a volerla sostenere per riuscire ad ottenere il riconoscimento da parte dell'INPS del trattamento di fine servizio, l'equivalente del TFR per i dipendenti pubblici statali, che per Matteo deve essere ancora elargito da quando è morto. Non è una questione di soldi, è solo che penso che è una questione di giustizia. Quello che uno spetta. Tutto qua, perché la legge per le vittime del terrorismo prevede. Quello deve essere, niente di più. A Matteo Vanzan, che il 1° ottobre avrebbe compiuto 40 anni, è stata intitolata una piazza a Camponogara ed un cippo in sua memoria, dove a poca distanza svetta il tricolore e il vessillo dei Fanti d'Amar. Dopo la sua morte, il funerale solenne con tanto di croce d'onore conferita all'epoca dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Lo Stato ha riconosciuto Matteo Vanzan vittima del terrorismo, lo ha anche avanzato di grado, ma allo stesso tempo, per cavillosi procedimenti burocratici, sta negando ai suoi familiari l'erogazione della liquidazione, in quanto l'allora caporale dei Lagunari era un volontario in ferma breve. E invece lui ha avuto un avanzamento di grado e quel grado era considerato in ferma permanente. Pertanto Matteo ne aveva diritto. Di fronte al diniego ricevuto, i familiari si sono infatti rivolti al TAR in base alla legge 206 emanata nel 2004 in favore delle vittime del terrorismo. I giudici hanno però rilevato che il ricorso potrebbe risultare inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la competenza sarebbe del tribunale ordinario. La battaglia legale per i genitori di Matteo non è ancora finita. Rifaremo di nuovo causa e andremo avanti per via ordinaria. Noi non ce la prendiamo con lo Stato, ma ce lo prendiamo con le amministrazioni dello Stato. Spera che questa storia finisca più presto. Spero, sinceramente, sono passati solo 17 anni, A Vicenza ora largo Paolo Rossi 9, cerimonia di intitolazione oggi pomeriggio davanti allo stadio Menti. La moglie di Paolo Rossi dice: è qui che diventò Pablito, andando in nazionale, ne sarebbe orgoglioso. Vediamo. E mi diceva: Vicenza è casa, e io non ero molto convinta, e devo dire che adesso posso solo dire, alzare gli occhi al cielo e dire: avevi proprio ragione, questa è proprio casa. È ricambiando l'abbraccio e il calore che i vicentini hanno sempre manifestato nei confronti dell'indimenticato campione Paolo Rossi, cittadino onorario del capoluogo berico, che sua moglie ha inaugurato l'area che da oggi si chiama Largo Paolo Rossi 9. Questo largo davanti allo stadio dove Paolo è cresciuto, è diventato Paolo Rossi, è diventato anche Pablito, perché da qui poi è andato in nazionale, sicuramente è una cosa che lui avrebbe apprezzato molto. Ma a memoria del calciatore scomparso a dicembre scorso, anche l'assegnazione del 57° premio Basilica Palladiana per essere stato un ambasciatore della vicentinità e della semplicità. Lui che pur con il mondo ai suoi piedi, si legge nelle motivazioni, cercò di non calpestarlo.
unire anche questo premio al nome di Paolo sarà sicuramente un altro tassello importante della sua vita e della nostra vita. La decisione di dedicare al campione, toscano di nascita ma adottato negli anni d'oro dal calcio vicentino, è stata presa dall'amministrazione comunale e dalla società Lanerossi Vicenza. Speriamo che questa diventi un'area importante della città, un'area di ricordo della sua figura, un'area di aggregazione, un'area di sorriso che era la caratteristica fondamentale di Paolo. E nell'estate 2022 prenderà il via l'intervento di riqualificazione di tutto il piazzale in onore del bomber. Un'opera importante, 250.000 euro di ripristino dell'area, di messa in sicurezza, di pulizia, una nuova pavimentazione con delle sedute e sarà un punto di ritrovo naturalmente per i cittadini residenti ma anche in occasione delle partite. Un ricordo che come una pellicola destinata a diventare un documentario sul campione non spegne i riflettori sulla sua grandezza. Ed era questo l'ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati con noi. In chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore sul Veneto con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Le condizioni tra fine settembre e inizio ottobre sono caratterizzate da una spiccata variabilità e infatti nella giornata di mercoledì 29 settembre non si escludono dei fenomeni. Nel dettaglio sul Veneto sole prevalente, cielo poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi dove lo vedete non si escludono anche dei temporali che localmente potrebbero interessare anche le pianure circostanti. Uno sguardo alle temperature minime tra 12 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 22 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione, qualche pioggia sui monti, specie nelle ore pomeridiane, altrove sarà più asciutto. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo qualche rovescio in mattinata, a seguire migliorerà con più sole. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 25 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.